Poteva avere un epilogo tragico quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi lungo la Feltrina tra Paese e Treviso. Sono circa le 13 quando una pattuglia dei carabinieri durante un normale servizio di controllo individua un'auto sospetta e intima lo stop al conducente che anziché fermarsi tenta la fuga per diversi chilometri. L'uomo, un 27enne pregiudicato per reati contro il patrimonio e con patente revocata, a bordo della Lancia Y effettua diverse manovre pericolose visto il traffico intenso di quei minuti. Alla fine la sua corsa termina contro una tabaccheria alle porte di Treviso. Il racconto del titolare del negozio. Ha invaso la corsia di sinistra, poi nel tentativo di rientrare, la macchina era un trabiccolo di una Y10 vecchia, ha derapato, ha sbandato e quindi è arrivato come una scheggia contro il negozio qui, contro il muro e contro il distributore, la ringhiera, ma in retromarcia praticamente, perché la macchina nel frattempo si era girata e poi è finito in mezzo alla strada. Pian piano la macchina poi è scesa in mezzo alla strada e non appena arrivato, dopo un secondo sono arrivati i carabinieri che l'hanno ammanettato e portato via. All'interno dell'auto, risultata rubata questa mattina nel Veneziano a Marcon, sono stati trovati diversi arnesi da scasso, ora posti sotto sequestro. L'uomo è stato arrestato per resistenza al pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso, posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si terrà domani mattina. Per il titolare della tabaccheria restano i danni all'interno e all'esterno dell'attività e la consapevolezza che solo per miracolo nessuno è rimasto ferito. Ha invaso quasi la corsia opposta, poteva arrivare una macchina, insomma, ha sbandato e poteva provocare incidenti più gravi.